Bene, eccoci qua, ricordo che sempre siamo in compagnia di Lorenzo De Vecchi, presidente CAF CISL Veneto. Allora, ci sono varie fumosità su questo argomento, che ricordo appunto è quello della Tasi e delle varie tasse che dobbiamo affrontare noi cittadini, anche il fatto semplice di farsi magari anche un po' furbi, cosa che io non ho fatto. Se uno ha un immobile da una parte e ne ha altri per eredità oppure insomma per proprietà personale e tutto, come stava sottolineando, c'è il fatto di sicuramente dover pagare vari IMU e tutto quello che ne consegue, ma anche il fatto di rischiare di pagare comunque varie tasi, quindi varie tasse sui servizi indivisibili. Dice che sono questi servizi indivisibili? Allora, l'illuminazione pubblica, ad esempio, il verde pubblico, la neve quando nevica, quindi tutti questi vari servizi vengono racchiusi in questo acronimo, quindi TASI, servizi indivisibili, perché un tempo se ne faceva carico l'amministrazione locale, giusto? E Diciamo, adesso invece ce lo dividiamo noi. la trasformazione è anche uno degli effetti del federalismo, la trasformazione delle entrate degli enti locali, dei comuni in particolare, da rimesse che arrivavano direttamente dallo Stato centrale, al fatto che le entrate oggi principali dei comuni entrano dai cittadini sulla base dei servizi che i comuni erogano ai cittadini, impone una regolazione della materia. Ecco, poi un conto è il principio che è condivisibile, un conto poi è la modalità, voglio dire, ecco, Certo. noi che svolgiamo questa funzione, ecco, colgo l'occasione per dire come CAF CISL, certo abbiamo il compito di rispondere alle richieste dei cittadini, di compilare determinate dichiarazioni e quindi chiedendo anche un contributo a tal proposito, ma uno dei nostri principali obiettivi è informare i cittadini dei loro diritti e dei loro obblighi. Se hanno degli obblighi devono farci fronte, se hanno dei diritti, esenzioni, scontistiche o la possibilità che un certo comportamento della famiglia, del cittadino, può produrre un aumento o una diminuzione di tassazione, il cittadino ha diritto di essere Esatto, informato. quali potrebbero essere, magari facciamo qualche esempio delle casistiche insomma utili ai nostri telespettatori. E poi so che c'è un altro passo importante come lotta vostra personale, il fatto di non pagare ciò che è magari un ritardo nel pagamento. Allora, abbiamo un secondo solo, abbiamo Venturato al telefono con cui io prima l'appellavo, sentiamo un attimo anche lui, che è Massimo Venturato, presidente di ANCREL, e cioè Associazione Nazionale Revisori Enti Locali Veneto. Grazie per essere a nostra disposizione, presidente. Come sta? Mi sente? Buonasera a tutti, buonasera. Allora, io la so, se non sbaglio, anche di rientro da una importantissima riunione di Confindustria a Verona, sbaglio? Sì, guardi, sono in macchina e sto Sì. rientrando a casa dall'assemblea di Confubblica, di Confindustria di Verona e Vicenza, dove ospite c'era il presidente del Esatto, Consiglio Matteo Renzi. Renzi. Mi fa Sì, una sì, battuta sì. anche su questo? Ah, guardi, la battuta, io che sono anche giornalista, ho fatto un pezzo per un quotidiano, ho inviato, l'ho proprio riportata pari pari perché mi ha fatto ridere. La battuta di Renzi è stata, guarda, devo essere sincero, della Tasi non so capito nulla. Vabbè, almeno, La cosa... almeno è onesto, però ci sconvolge anche sapere che, insomma, lui dica così. Io ho visto varie Appunto, la cosa... interviste, sono state raccolte varie interviste, dichiarazioni, e ciò che non capisco è che si parlava anche di corruzione, tangenti e tutto questo, e sembra che le risposte debbano cadere da chissà chi, insomma, ma non sono proprio loro che in teoria devono dare le risposte e cambiare le leggi e le regole? Non vi è venuto sto dubbio anche a Certo, voi? infatti è disarmante, la questione ha detto bene il presidente di Confindustria Verona Giulio Pedrollo quando parlava di giungla delle aliquote Tasi, chiedendosi ma se effettivamente questo è il federalismo fiscale che volevamo, cioè dove vogliamo andare con questo sistema qui? Questa è la domanda, insomma. Allora, io so che voi avete commentato, se non sbaglio, la questione Tasi etichettandola come inumana, giusto? Io credo, intanto dobbiamo partire dal fatto che dobbiamo smetterla in Italia di far passare
le semplificazioni come invece la moltiplicazione delle imposte. Noi dobbiamo fare un po' di storia. Noi partiamo dall'inizio, quando c'era l'ICI e quando c'era la TARSU. Allora, l'ICI era l'imposta comunale sugli immobili, la TARSU era l'imposta sui rifiuti. Questo era lo status quo qualche anno fa. Poi hanno detto inventiamoci l'IMU al posto dell'ICI. Ricordiamo che l'IMU si passò dal legislatore come provvedimento sostitutivo che racchiudeva, era come imposta unica, tant'è che la chiamavamo imposta municipale propria. Allora l'IMU doveva essere l'imposta unica, poi a fianco dell'IMU è nata la TARES per i rifiuti. La TARES poi sostituita in alcuni comuni dalla TIA, la tassa di igiene ambientale, TIA1 e TIA2, tassa integrata ambientale, dove si integravano altri servizi, per poi arrivare oggi ad avere la IUC, imposta unica comunale. Esatto. Ne stiamo parlando proprio qui in studio. Ecco, mi permette la battuta, voglio concludere, che di unico c'è solo il nome, perché ricordiamolo che è suddivisa in tre: l'IMU che rimane per gli immobili, eccetto prima casa se non case di lusso, ma per tutti gli altri la TASI e la TARI. Esatto. Cosa facciamo? Quindi, perché noi qui l'abbiamo intitolata, Presidente, Paga e Tasi. No? Mi sente? Sì, perché sono in macchina, comunque sì, non si speriamo che il preoccupi. segnale tenga, mi dica. Dicevo, cosa fare quindi? Perché noi l'abbiamo intitolata Paga e Tasi. Paga e Tasi è la battuta che ha fatto anche Pedrolo, non per ripetermi, ma non voglio appropriarmi di battute degli altri. E Pedrolo ha detto giustamente, paga e Tasi, tanto i capannoni non votano. Cioè, alla fine è così. Cioè, voglio dire, ma questa imposta che ha un'ispirazione logica sul piano della ratio, cioè vale a dire, è giusto che ci sia una tassazione sui servizi indivisibili, e ricordiamolo, sono la manutenzione del verde pubblico, l'illuminazione pubblica, la pulizia municipale. Sì, l'abbiamo ricordato. Ecco, no, quello che voglio dire è giusto, ma non creiamo una duplicazione di imposte, peraltro in maniera così dissennata che in una simulazione che noi abbiamo fatto, ad esempio per quanto riguarda anche le attività commerciali della grande distribuzione, arrivano delle cifre che sono insostenibili. Io veramente ho parlato con un imprenditore della grande distribuzione e mi ha detto: ma dove stiamo andando? Cioè, una moltiplicazione di imposta che non trova giustificazione sul piano della perequazione fiscale. Allora io Presidente la devo ringraziare, la lascio perché so che è comunque al volante, grazie anche per una chiosa insomma su ciò che Renzi vi ha regalato, ci ha regalato insomma come battute. Grazie ancora. È stata un'assemblea molto interessante e ben organizzata. Devo dire che anche gli ospiti, c'era anche la Marcegaglia e ovviamente il Presidente di Confindustria Nazionale Spunizzi, comunque ricca di interventi, mi è piaciuta insomma. Ah, va bene, lo dice in positivo, perfetto. Grazie a Massimo Venturato, presidente di Ankrel. Grazie. Allora, noi ci siamo invece interrotti sul discorso di magari dare qualche consiglio ai nostri telespettatori, perché le casistiche, insomma, potrebbero, come diceva, agevolare. Nel frattempo la Germania è 4-0 sul povero Portogallo. Prego. Che è in 10. Continuiamo seriosamente invece sulla tematica della Tasi. No, ma è evidente che c'è necessità di una rifondazione della tassazione. È chiaro, un po' il mio mondo e dalle posizioni che esprimiamo, voglio dire, anche come organizzazione sindacale, è chiaro che qui lo scambio è o si aumenta la tassazione sugli stipendi sul lavoro, sulle imprese e sul lavoro, o si aumenta la tassazione su altri cespiti, altre rendite. Certo, la soluzione più semplice è quella di risparmiare e ridurre i costi della pubblica amministrazione, ma qui siamo tutti in attesa che ciò avvenga. Nel frattempo che ciò deve avvenire, noi dobbiamo far fronte con le regole che ci sono, con le impostazioni che c'è attualmente. Quindi per noi sono elementi positivi l'introduzione del bonus degli 80 euro, è limitato solo ai dipendenti fino ai 26.000 euro di reddito, però è un inizio di riduzione della tassazione. Altre cose che hanno inciso nella nostra attività di quest'anno, delle dichiarazioni di redditi
importante anche informare i cittadini che noi abbiamo quasi 400.000 cittadini del Veneto, voglio dire, che si rivolgono a noi, ma poi a tanti altri si rivolgono ad altri CAF che compilano la dichiarazione, la famosa fatidico 730, e dentro il quale c'è la possibilità di detrarre tutta una serie di costi. Chi fa risparmio energetico, cambia la caldaia, cambia i serramenti, chi fa normali manutenzioni nella propria abitazione che possono Ecco, questo essere potrebbe essere un incentivo. detratti, aiuta questi interventi che sono già in Io funzione. leggevo prima figlio a carico, ad esempio. I figli a carico per la Tasi, Sì. anche lì rientriamo nella giungla dei comuni, che non tutti i comuni Quindi hanno... un comune sì, altri no. Ok, che macello. alcuni hanno indicato figli a carico, altri figli fino ai 26 anni indipendentemente. Poi c'era un altro... E l'importo è diverso, perché va dai 10 euro ai 50 euro. Cioè, A seconda di? Della scelta del comune. Ah, la scelta del comune, ok. No, pensavo che ci fosse anche la follia del tipo dell'età piuttosto che... No, quella roba del dell'età, genere. sì, la legge dice fino a massimo di 26 anni, qualche comune ha aggiunto se sono a carico e non se Sì, non sì, sì. sono No, io a intendevo tipo dall'1 ai 10 anni una cifra. No, è scemata così. per figlio a carico, voglio dire, Certo, quella esatto. imposta. Senta, poi noi ci siamo anche detti che, perché io ho fatto una domanda prima di entrare in diretta, ho detto, ma scusate un attimo, ad esempio se io ho il compost, perché devo pagare tutta ad esempio qui finiamo sulla Tari? Ecco, Mi diceva che alcuni comuni invece come il suo... Sì, no, ma la Tari i comuni dovrebbero, il peso lo decidono i comuni, ma i comuni hanno l'obbligo di favorire, incentivare lo smaltimento alternativo dei rifiuti, incentivando i cittadini. Nel mio comune chi ha il compost ha un risparmio del 30% sulla Tares, oggi Tari. E quindi sono tutti elementi, interventi che il cittadino deve essere messo al corrente, a conoscenza per poter... Senta, c'è un'altra fruire. questione che le voglio chiedere e non l'ho mai ben capita. L'anziano che è in casa di riposo, come funziona per queste persone? Nel senso, devono pagare la Tasi, devono pagare la Tari sulla propria casa e io però risiedo in casa di riposo. Com'è qui? Ecco, anche lì, E anche l'IMU viene calcolato perché c'era, mi ricordo questo discorso e non l'ho mai capito. Hai cambiato residenza, seconda casa, paghi l'IMU. allora, da quest'anno ai comuni è stata data la possibilità di regolare. La maggior parte dei comuni credo l'abbia introdotta. Considerare l'alloggio dato in comodato gratuito, assegnato in comodato gratuito a un figlio, il proprietario, voglio dire, non paga più l'IMU seconda casa e quindi il figlio è tenuto in questo caso a pagare la Tasi, e lo stesso per gli anziani ricoverati. Per norma l'anziano che è ricoverato ha l'obbligo di trasferire anche per questioni sanitarie, eccetera, la residenza nella comunità, nella casa di riposo. E quindi per paradosso quell'alloggio diventa una seconda casa. Ecco, anche qui i comuni, ci risulta che la maggior parte l'abbiano introdotto, ma è una scelta del comune, non è un obbligo di legge. La maggior parte dei comuni ha introdotto questa possibilità di considerare questo alloggio quindi soggetto alla Tasi e non all'IMU, e quindi anche con un notevole risparmio anche del costo dell'imposizione. No, perché poi anche qui c'è casistica, possiamo stare 3 ore, nel senso ci sono anziani che grazie alla virtuosità della propria regione possono andare tipo 3 mesi, 2 o 3 mesi in casa di riposo, magari in un'altra regione per seguire delle cure e insomma ossigenare. Che facciamo? Quello è un cambio di residenza e tocca pagare? No. Se il ricovero è un ricovero in via definitiva c'è cambio di residenza. Ok, se no, no. Se è comunque 2 o 3 mesi sono già... Sì, no, ma lì c'è solo domicilio esterno, Ok. non viene cambiata la residenza, per cui lì non scatta questo problema.
che non voglio dire troppo i fatti miei, ma le dico che, le dico che in Italia riusciamo anche a dubitare del cambio di residenza per chi rimane 2 o 3 mesi o un mese semplice in un'altra regione. Le dico per accertamenti sanitari, vabbè, glielo spiego adesso che la saluto. Signori, sapete che adesso lancio le previsioni del meteo e successivamente parleremo di partecipate, cambio di poltrone, e quindi restate sempre in nostra compagnia. Siete sempre invitatissimi a chiedere, a fare domande o insomma a dire la vostra. 049 80 777 57. Bene, io devo ringraziare quindi nel frattempo, perché l'ho storpiato più volte, in nome di Lorenzo De Vecchi, presidente CAF CISL Veneto, per la sua presenza ad iReporter per te. Grazie per essere stato qui. Buonasera a tutte e a tutti. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati. Dopo il tempo instabile, dopo i forti temporali e dopo il crollo, letteralmente il crollo delle temperature, avremo ancora delle giornate instabili. Infatti questo vortice di bassa pressione insisterà sul nostro territorio, sulla nostra penisola. Poi però, sino alla giornata di giovedì, poi da giovedì in poi, quindi nel fine settimana e per i primi giorni della nuova settimana, tornerà il caldo africano. Intanto la situazione rimarrà instabile, come detto, con rovesci di pioggia più convinti in prima mattinata su zone centro-occidentali dell'Emilia. Situazione tranquilla invece sul Triveneto, attenzione invece al pomeriggio e la prima serata, su zone attorno ai rilievi avremo dei rovesci di pioggia sparsi, quindi su zone alpine e prealpine soprattutto del Trentino Alto Adige e del Veneto. Zone pianeggianti, un po' di nuvole in aumento tra il pomeriggio e la sera, ma senza fenomeni. Vediamo le temperature minime attorno ai 15 gradi centigradi un po' dappertutto, vediamo invece le temperature massime che grazie al maggior soleggiamento, quindi si rivedrà il sole a tratti, tenderanno ad aumentare in molte località di pianura. I valori raggiungeranno i 25 o addirittura i 26 gradi. Per ora amici mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, buon proseguimento di settimana.